investimento di circa 100.000 euro per questa estate trevigiana. Sono 250 gli appuntamenti gratuiti per i nostri cittadini e per i turisti. Abbiamo riproposto la famosa festa dei Buranelli perché l'obiettivo è quello di invitare la nostra comunità a stare insieme, a dimenticarsi delle difficoltà, delle guerre, delle tensioni internazionali, anche delle tensioni locali, e ritornare a uscire di casa, stare insieme, ad ascoltare bella musica, a vedere danza, a vedere teatro, a sorridere con i comici, a mangiare dei piatti tipici. Insomma, l'importante è stare insieme. Per far questo dobbiamo sostenere il mondo della cultura e delle associazioni della nostra città che hanno aderito a questa programmazione in modo importante, vorrei dire anche commovente, però è giusto riconoscere il loro impegno, la loro professionalità e il loro sacrificio, consapevoli che ogni appuntamento porta con sé anche uno scopo benefico. Quindi oltre a star bene noi, diamo anche la possibilità di sposare dei progetti di beneficenza che sono davvero straordinari nei valori che esprimono.